Buonasera, un'altra puntata di preview, una puntata che accompagna alla partita fra Messina e Catania di domani. È proprio una vera preview questa, perché appunto la partita è domani e non domenica. La analizzeremo in tutto e per tutto durante la trasmissione, lo faremo attraverso il supporto sempre dei miei ospiti, a partire da Carlo Breve. Ciao Carlo. Marco, buonasera e buonasera a tutti. Ciao Gianluca. Ormai ciao, ci sei in tutte le puntate, in tutte le trasmissioni di Telecolor, una volta tanto anche a preview mi hai onorato della tua presenza. Ciao Carlo. E invece Grazie chi lo fa mille. sempre di onorarci della sua presenza è Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Troppo buono, buonasera a tutti. Ciao Carlo. A proposito di onore, passiamo di onore e di bellezza, passiamo a Naomi Moschita. Ciao. Ciao Marco, ciao a tutti gli amici e le amiche a casa. Il numero WhatsApp è sempre quello in sovraimpressione per interagire con noi durante la puntata. Allora io torno subito da te invece, perché questa giornata di campionato è già cominciata con una partita, e dunque andiamo a fare il quadro della situazione, Naomi, con il primo risultato, le altre partite in programma e la classifica. Esatto, il risultato di Picerno-Casertana, che apre le danze della 17ª giornata di campionato, è 0-0. Ancora siamo in attesa che si giochino Crotone, Juve Stabia, Giuliano Monterosi, Messina, Catania, Turris Latina, mentre domenica c'è Sorrento Brindisi, Benevento Avellino, Foggia Potenza, lunedì Taranto Monopoli, Virtus Francavilla Cerignola. Mentre la classifica in questo momento, alla luce anche delle prime partite giocate di questa 17ª giornata, vede ancora Juve Stabia in testa con 35 punti, il Picerno col pareggio si porta a 33 punti, Casertana 31, Benevento 29, Crotone 28, Avellino 27, Taranto 26, Latina 25, Catania e Giuliano 22, Cerignola 21, Foggia 21, Sorrento 19, Monopoli e Potenza 18, Virtus Francavilla 16, Turris 15, Messina 14, Brindisi 10, Monterosi 9 punti. Grazie Naomi, torneremo subito da te per la parte social e poi ovviamente i messaggi da parte dei nostri telespettatori. Avete visto nella classifica ci sono tanti asterischi, ma ovviamente dipende dal fatto che si è giocata una partita sola, non ci sono partite da recuperare, sono solo le squadre che non hanno giocato ovviamente in questa giornata di campionato. Vado subito a presentare il mio graditissimo ospite collegato via Skype ed eccolo, già lo vedete, insomma penso che i tifosi del Catania già staranno esultando solo a vederlo. Davide Baiocco. Ciao Davide, buona serata. Ciao Marco, non esageriamo comunque, grazie, buona serata a voi. Davide, intanto io la prima domanda che ti faccio è relativa alla partita che aspetta il Catania, perché insomma tu di partite importanti, di derby, è vero che a Catania insomma il derby per eccellenza lo sappiamo è Catania-Palermo, ma insomma Catania-Messina è un derby importante, una partita importante. Tu sai che cosa vuol dire per questa città e per questa squadra giocare partite così significative, tu le hai fatte anche in Serie A. No, sicuramente può essere uno stimolo in più, può essere un motivo per tirare fuori qualcosina in più. Sai come ragiono io? Cerco di essere equilibrato, al di là del campanilismo che lo si sente, soprattutto quello fra Catania e Palermo durante la settimana quando prepari la partita. Credo che la forza di un giocatore, la forza di una squadra, come dico sempre, soprattutto in queste partite, chi riesce a essere più lucido, più calmo e a pensare solo al gioco e a giocare a calcio. Quindi sicuramente può essere uno stimolo, perché i giocatori sicuramente non trascorrono il fatto dell'importanza che questa partita anche per la gente, per la tifoseria, oltre secondo me quello che è molto più importante per chi lavora dietro, per lo staff tecnico e per i giocatori, trovare una continuità di prestazioni che portano a continuità di risultati, che secondo me, per me, va al di là dell'importanza della partita con il Messina, in sé per sé come derby. Mi ricollego un po' a quello che hai detto tu, per andare a sentire, Carlo e Gianluca, le parole che ha detto oggi Lucarelli, una parte insomma della conferenza stampa di oggi, perché Lucarelli ha detto chiaramente è importante che i miei giocatori, un po' quello che diceva Davide prima, si concentrino su quello che è il terreno di gioco, non pensino né alla... Ci siamo messi d'accordo. Lo immagino. Per un allenatore, per chi lavora nell'arco del campionato di più partite, è normale che quello che conta è trovare la continuità di prestazioni, la sicurezza, la fiducia
che vale più di una partita. Poi è normale, vincere una partita come questa ti può far lavorare meglio, ma comunque quello che conta sono altre le cose. E allora andiamo a sentirlo Lucarelli appunto su questo aspetto, poi lui dice appunto dell'importanza che danno a Messina a questa partita rispetto a quella che danno a Catania, e poi parlerà anche della mentalità dei suoi. Ascoltiamo. Giochiamo con una squadra che ovviamente, essendo stato io dall'altra parte, so come viene preparata questa partita, e quindi troveremo sicuramente una squadra che è tutta la settimana che pensa a questa partita, perché per loro è comunque una partita importante, con una squadra propositiva, organizzata, ben allenata, e che sicuramente vorrà batterci, e quindi mi attendo un'altra prestazione mentale, perché come ho detto ai ragazzi le prestazioni possono essere positive o negative, possono essere influenzate nel bene o nel male da alcuni fattori, può essere il modulo dell'avversario, le caratteristiche dell'avversario, piuttosto il momento dell'avversario, se è un momento di positività o se è un momento di negatività. A volte si può giocare bene, a volte si può giocare meno bene, ma quello che ti fa rimanere sempre e comunque in partita, in tutte le partite, è la prestazione mentale, e questa io me l'aspetto ogni volta che noi scenderemo in campo per una partita. Caro Gianluca, vengo subito da voi perché poi voglio andare da Davide proprio per parlare di questo aspetto mentale, ma è la stessa domanda che faccio a voi, no? È un tasto su cui batte sempre Lucarelli, ed è fondamentale, ed è poi il tratto di discontinuità principale che abbiamo visto. Sì, ce ne sono anche sul campo, ma l'atteggiamento della squadra è completamente diverso rispetto a prima. È un concetto espresso dal mister Lucarelli anche nelle precedenti dichiarazioni nelle sue conferenze. Ha detto sempre che l'aspetto mentale è fondamentale, soprattutto in Serie C, soprattutto quando si gioca in una piazza come Catania, dove quando giochi in casa ci sono 18-20 mila persone, quando vai a giocare nei campi di periferia trovi 1000-2000 persone, e quindi l'aspetto mentale diventa fondamentale. È chiaro che giocare davanti a 20.000 persone la partita la prepari da solo, non c'è bisogno di andare a caricarla, ecco. Quando giochi fuori casa e giochi davanti a 2000 persone devi trovare le giuste motivazioni, quindi quello che cerca Lucarelli è proprio questo. Dall'aspetto mentale, Gianluca, può derivare anche qualcosa di meglio da vedere sul campo? Cioè alla fine cambia anche questo? Sì, è fondamentale, perché aiuti apri quel cancello per far sì che i giocatori poi diventino giocatori pensanti, no? L'aspetto mentale aiuti la concentrazione, il modo di interpretare la gara e gli allenamenti che poi sono la base, ti sposta dal punto di vista tattico, e sono la base di quello che poi va a fare il Catania in campo, quindi li alleni a livello mentale ad essere lucidi, concentrati, a non subire situazioni di gara, di partita, di pre-match, per poi aprire quel famoso cancello per l'aspetto tecnico-tattico che serve poi in realtà a vincere le gare. Davide, torno da te proprio per riprendere questo argomento, anche perché so che per te è un argomento comunque importante, non so nel calcio, perché come dice Mourinho, no? Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, il punto non è il calcio solamente ma anche la vita. Tu sai quanto è importante appunto l'aspetto mentale, quanto può valere per aumentare le prestazioni, e non stiamo parlando solo delle prestazioni dei giocatori in campo, magari anche proprio di tutto lo staff che lavora con Lucarelli. Premetto che non ho sentito l'intervista perché si sentiva male l'audio, quindi non ho sentito le parole di Cristiano. Sì, sai benissimo, l'ho detto già in precedenti trasmissioni, tu lo sai benissimo Marco, il percorso che ho fatto iniziato 6 anni fa su tante cose che riguardano l'essere umano, perché quando parliamo di migliorare la prestazione purtroppo ci fermiamo a quello che è il campo, no? Alle volte in realtà la prestazione è data da tantissime altre cose, è data dalla capacità di gestire le proprie emozioni, è data dalla capacità di lettura del determinato momento. Durante una partita sappiamo che ci sono più partite, quindi quando si parla di allenare la mentalità, io ho iniziato, c'è un mondo incredibile,
In campo tu alleni la mentalità, cioè alleni l'intensità, alleni la capacità di essere scaglionati, la capacità di collaborare e di interagire bene. È normale che più queste cose sono dentro i calciatori, è normale che più la squadra gioca bene e sembra sicura. Diciamo che per allenare la mentalità non è semplice, è un percorso che il giocatore deve voler fare, è un percorso che deve essere coadiuvato da tutto lo staff. Qualche anno fa a Catania, no? Hanno portato una persona che poteva aiutare i giocatori, un mental coach, e i giocatori ancora, e mi ci metto in mezzo anch'io, pensano che quella persona lì possa farli migliorare le prestazioni e vincere la partita. Se il calciatore non capisce perché è lì quella persona a fare le domande giuste per sbloccargli la mente, togliergli qualche blocco che ha, per poter rendere meglio, è inutile. E quindi la mentalità è tutto, lo dico ai miei ragazzi, erano ragazzi di 17 anni la primavera. Se volete fare questo mestiere dovete metterci entusiasmo, passione, fede, e soprattutto dovete credere in voi stessi, e gli dico sempre che il 90% della riuscita dipende dalla mente e cuore valgono più del talento, quindi sicuramente è importante. Non è molto facile, perché sul campo lavorare solamente si possono dare certe sicurezze, ma secondo me andrebbe fatto un lavoro anche extracampo, conoscendo bene anche i giocatori che hai, perché noi sottolineiamo il fatto che i giocatori sono persone normali, Come tutte le altre, è vero, che hanno è problemi, vero. che litigano con la moglie, che hanno problemi economici, litigano con la fidanzata, molto vicino al giocatore, prendi i soldi e giocare. Io queste cose già l'ho detto 1000 volte. spesso. A maggior ragione in una piazza come Catania, dove le responsabilità per come è seguito il Catania, per la Sono vicinanza che la superiori, gente ha verso sono la squadra, superiori. sono molto superiori. Davide, ti interrompo quindi solo un attimo, perché poi torno da te, perché arrivano dei messaggi per te, per cui mi faceva piacere anche condividerli insieme a te. Esatto, è arrivato questo messaggio, scrivono: grande Baiocco, un guerriero che è vestito la nostra maglia e che, chissà quando, avrei gradito vedere anche in panchina. Oh. In panchina magari no, ma chissà, a Catania nel tempo chissà. Beh, in panchina potrei dire perché no. Ma perché no? Perché no? È solo una questione di coraggio. Io ho fatto sempre l'esempio di Andrea Sottil, che quando è venuto a Siracusa a allenare Lega Pro allenava gli esordienti del Lucento, una società dilettantistica torinese. È venuto perché lo conoscevo, perché sapevo le sue qualità, e quando uno ha le qualità, se no è come i calciatori, dice ma non c'è esperienza. Certo, se non lo fai giocare mai l'esperienza non gli viene. Mi succedeva a me a Perugia, poi è arrivata una persona che ha avuto il coraggio di farmi giocare, Serse Cosmi, e io ho dimostrato di essere pronto anche per la Serie A. Ci vuole coraggio, è normale che uno deve conoscere, se Baiocco è scelto per fare l'allenatore, è normale che devi conoscere la sua mentalità, quello che vuole fare, certo, la sua preparazione, la conoscenza calcistica. Però non capisco mai, non lo capivo da giocatore, tanto meno allenatore, dici chissà quando. Quindi è solo una scelta. È solo la basta. scelta, che è la scelta dettata dal coraggio. A proposito, non certo di coraggio, io invece vi ricordo, e ricordo a tutti, lo sappiamo ormai, che non ci saranno tifosi del Catania a Messina a vedere la partita, lo sappiamo, insomma, lo diciamo sempre, è una sconfitta per il calcio, insomma, tutto quello che diciamo spesso e volentieri, no, perché comunque il calcio è uno sport, è un gioco, è vero. Vi faccio vedere le immagini invece di quello che è successo in Casertana Foggia nell'intervallo. Non voglio fare dei riferimenti, ovviamente non voglio dire quelli sono i tifosi del Catania, i tifosi della Cireale, i tifosi del Siracusa sono meglio o peggio, a me non è questo il punto. Il punto è che appunto questo è successo nell'intervallo della partita della scorsa giornata, bombe carta dal settore ospite ai distinti, dove c'erano i supporter di casa, altri fumogeni hanno risposto i tifosi di casa, poi hanno cercato di raggiungere i pugliesi sfondando un cancello, l'avete visto, per entrare poi in campo. I tifosi sono venuti a contatto, cioè qualcuno è stato anche menato, insomma lo vedrete fa pochissimo. E chiedo intanto a Carlo, insomma, poi alla fine vedendo queste immagini, sono immagini di una settimana fa, sembra essere lontani dal mondo. Io ti rispondo che ho visto tanti derby tra Catania e Palermo, tra Catania e Messina, dove rimanevo da ragazzino incantato
dai fumogeni che vedevo, dai fumogeni rosa-nero, dai fumogeni rossa-azzurri e dai fumogeni giallo-rossi. Non ho mai assistito a scene di grandissima violenza. Bisogna vedere come organizzi tanto i rispetto servizi per le d'ordine. scelte ovviamente di chi decide queste limitazioni, però è chiaro pensare che ogni partita i tifosi del Catania, e lo spettacolo perde tantissimo. Ecco qua, guardate qui questo tifoso raggiunto e colpito. Quando non vedi un derby con le due tifoserie che manifestano la gioia di vedere giocare un derby, è veramente un grandissimo peccato. Ci fermiamo qui, ritorniamo fra pochissimo ancora, sempre con i miei ospiti, ancora con Davide Baiocco, andiamo più nel vivo della partita fra Catania e Messina, fra poco. Rientriamo in studio, non vi ho detto prima che la decisione poi del giudice sportivo legato alla situazione di Casertana Foggia è una partita a porte chiuse per entrambe le squadre. Torno a Davide Baiocco perché insomma lui di derby con lo stadio pieno, di partite con lo stadio pieno ne ha vissuti tantissimi. Domani a Messina ci sarà una buona cornice di pubblico, a parte l'agibilità del Franco Scoglio che è di solo 7.000 persone, è chiaro che è un derby in tono minore sotto questo punto di vista. Sì, è sempre un derby, sicuramente mancherà il pubblico e quella, come dicevi tu, è una sconfitta per il calcio, come una sconfitta per il calcio quelle immagini, ma non c'hanno, almeno per me non hanno nulla a che vedere con il calcio quelle immagini, e spero che le istituzioni riescano veramente capiscano che debbono essere prese delle decisioni importanti e debbono essere messe delle leggi importanti che tutelino un ambiente che è meraviglioso, perché è un ambiente che dovrebbe essere ispiratorio per quanto riguarda i nostri ragazzi, che dovrebbero tornare a sognare come facevamo noi, in un ambiente sano e pulito, e quindi questa è una responsabilità degli addetti ai lavori, quindi di noi persone che lavoriamo in questo mondo, le società di calcio, le istituzioni, le federazioni, tutti quanti insieme dobbiamo fare un piccolo passo alla volta per poter cambiare qualcosa che non va per me, non va non solo in quello che abbiamo visto, ma anche nello sviluppo del talento c'è qualcosa da crescere e da migliorare, sicuramente. Questo per me non è quello che abbiamo visto, non è calcio, e ripeto, mi auguro veramente che si prendano decisioni importanti per cambiare le cose. Chiudiamo questo argomento, era giusto insomma dar nota anche di tutte queste situazioni in un momento in cui appunto ci sono tifoserie che purtroppo non possono andare a vedere le partite di calcio. Vediamo che cosa ha detto Lucarelli, invece andiamo a sentire nuovamente una parte di Lucarelli che parla invece ancora del Messina, ma anche dell'aspetto dei punti, che è un altro tasto, Carlo, su cui ha spesso suonato Lucarelli in questo inizio di sua terza avventura a Catania. Ascoltiamolo. È importante perché comunque noi sappiamo che abbiamo l'esigenza di fare dei punti in trasferta, perché ci può essere che ogni tanto in casa non si riesca a vincere le partite, quindi sappiamo che per noi i punti che arrivano dalle trasferte possono essere determinanti, quindi sarebbe una buona cosa andare anche se al momento siamo in una perfetta media inglese, però sarebbe bene andare a cercare di riprendere quei 2 punti che per come dire, un po' per demerito nostro più che altro non siamo riusciti non concretizzando le tante occasioni, non siamo riusciti a portare a casa nell'ultima partita di campionato. Le squadre di Modica, che tra l'altro è un bravo allenatore, hanno sempre proposto certi concetti che a noi oltretutto paradossalmente diventa anche poi allenante, perché la partita di mercoledì sarà più o meno uguale, perché Modica è un allenatore che si ispira molto a Zeman, quindi saranno 2 partite, probabilmente tatticamente ritroveremo diverse cose anche poi mercoledì, quindi io credo, conoscendo la sua anche passione per le sue idee, credo che si ripresenteranno e proporranno quello che hanno sempre fatto.
Davide, torno da te anche perché so che ti devo salutare, ti ho promesso che ti avrei lasciato entro le 9:10, insomma ci siamo quasi, e volevo chiederti un giudizio su Lucarelli. So che tu sei lontano ma segui comunque il Catania, se ti sembra la persona giusta in questo momento per portare il Catania verso l'obiettivo che è migliorare quello che è stato fino adesso. Non lo posso dire assolutamente se Cristiano è la persona giusta, anche perché chi l'ha scelto l'avrà fatto in maniera ponderata, valutando bene il bene del Catania. Quello che mi preme dire è che ci vuole un po' di pazienza, perché io mi ricordo 2 anni fa lo stato d'animo che avevo nei confronti del Catania, e penso che ce lo dovremmo ricordare tutti, perché alle volte quando sento alcuni commenti rimango sempre molto colpito in maniera negativa. Cioè, 2 anni fa parlavamo veramente del peggiore scenario possibile che poteva avvenire per Catania, è arrivato, eravamo tutti molto amareggiati, delusi calcisticamente sulla disperazione. Poi sono arrivati 5 gruppi imprenditoriali per risollevare il Catania, è arrivato un gruppo, è stato scelto un gruppo che parla bene, perché non parla mai solo di prima squadra, ma parla di crescita globale, quindi parla a livello aziendale in un modo che a me, ve l'ho detto sempre, mi piace. E quindi anche per quanto riguarda Lucarelli, lo so che a tutti si guarda la punta dell'iceberg, che è la prima squadra, ma sotto c'è molto molto di più. Se si vuol dare, almeno per quanto mi riguarda, se si vuol dare una continuità negli anni, senza rischiare che il calcio Catania sparisca come è successo, credo che ci voglia lavorare a 360 gradi su tutto quello che riguarda un'azienda calcio. La scelta di Lucarelli credo che sia stata fatta con attenzione, e io non lo posso dire perché non mi piace giudicare con poche informazioni. Credo che è poco rispettoso per chi lavora tutti i giorni fra mille difficoltà, con grosse pressioni, e che vede, che sente, che respira l'ambiente, i giocatori, la stampa, tutte le componenti che fanno parte di un percorso, perché non è mai solo lo mister, lo staff tecnico, ci sono i medici, ci sono i magazzinieri, ci sono i giocatori, ci sono i tifosi, ci sono i giornalisti, ci sono gli avversari, cioè ci sono talmente tante di quelle variabili nel calcio che se dovessi giudicare da Perugia, sentendo e respirando nel poco, se Cristiano è la persona giusta, io me lo auguro con tutto il cuore, e con tutto il cuore auguro a Cristiano, al suo staff e a tutti quanti che possa trovare quella serenità intanto per lavorare bene, con la continuità di prestazioni che lo porteranno anche ai risultati e all'obiettivo finale. Davide, grazie, ti ringrazio veramente di cuore, spero di averti altre volte ospite a Preview, e quando vieni a Catania vienici a trovare. Ciao, grazie. Assolutamente sì, con grande piacere, buona serata a tutti. Una buona serata, Ciao. una buona serata a Davide Baiocco, sempre bello sentire, insomma, le parole di uno che oltre che di calcio capisce un pochettino anche di vita. Andiamo a vedere, a riavvolgere il nastro e andare a parlare di Messina Catania attraverso qualche scheda grafica che abbiamo preparato con Gianluca. Ad esempio la situazione legata all'attacco. Statistiche a confronto che riguardano attacco del Catania e attacco del Messina. La vedremo fra pochissimo in grafica, perché ci concentriamo, Gianluca, in parte, e poi vado da Carlo, in parte sulla parte diciamo più bassa di questa scheda, perché dice secondo me molte cose, fuori gioco e poi i tocchi in area per partita. La grafica dice un po' tutto. Intanto sono dati, dobbiamo dire, che riguardano le ultime 4-5 partite delle squadre in oggetto, no? Quindi partiamo dal fuorigioco, il numero di fuorigioco molto alto rispetto a quello del Messina, parlo di quelli del Catania, quindi adesso il Catania ha cambiato modo di giocare, quindi attacca più la linea difensiva, gli attaccanti giocano più fuori linea, quindi vanno a cercare situazioni, verticalizzazioni che comunque ti portano anche in fuorigioco, ma significa che comunque sei presente in quella zona di campo. Stesso discorso per i tocchi in area di rigore, sono situazioni dove tu devi avere obbligatoriamente tecnica, qualità e idee di gioco, perché non ci dobbiamo dimenticare che quando incontrano il Catania molte squadre si chiudono, e se non hai idee e qualità e velocità di palleggio non riesci mai ad avere queste statistiche del Catania nell'ultimo periodo. Quindi sono statistiche importanti rispetto a quelle del Messina, che evidenziano sicuramente il periodo negativo, il periodo di difficoltà a livello tecnico-tattico del Messina, che comunque, come diceva Davide Baiocco, anche secondo me è allenata da uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione per espressione di gioco. Carlo.
se si dice qualcosa in più questa grafica, ma soprattutto come la vedi questa partita, perché è vero quello che dice Gianluca, Messina che è in difficoltà, Messina viene comunque da una vittoria, anche se con l'ultima in classifica. Sicuramente gli organici che si contrappongono sono di diversa qualità. L'organico del Catania è nettamente superiore rispetto a quello del Messina, che ha fatto una squadra in economia. Secondo me Modica ha fatto un buon lavoro finora, ha pagato nelle ultime giornate, le 4 sconfitte consecutive, la squadra un attimino ha avuto un abbassamento dell'autostima, ma è una squadra che gioca un calcio propositivo. Si vede insomma dall'avvio, che è stato sicuramente un avvio positivo, e la partita di domenica, la vittoria a Monterosi sicuramente darà slancio ed entusiasmo, ma il derby è una partita a sé, che va fuori da tutti gli schemi e sicuramente il Catania tutti i numeri che possiamo troverà un ambiente ostile, agguerrito, che vorrà vincere, vorrà dare un dispiacere alla squadra rossazzurra. Il Catania non dovrà farsi intimorire da un ambiente così ostile, ma dovrà andare a colpire nei punti deboli del Messina, che sicuramente ci sono. A proposito di punti deboli, andiamo a vedere le prossime 2 grafiche, le vediamo in sequenza, poi vado da Gianluca, perché abbiamo evidenziato alcune aree di campo, no? Perdita di possesso palla di Messina, ci siamo concentrati sulla parte sinistra della difesa, dove c'è Ortisi per intenderci. È una situazione a livello di percentuale dove il Messina ha un po' più di difficoltà in quel contesto. Vediamo la prossima e poi vado da Gianluca, perché così le commentiamo insieme. C'è invece quella dei recuperi di possesso, siamo sempre sulla stessa fascia, abbiamo portato verso avanti, per cui in tutta la zona è come media una delle più basse nel campionato. Da quella parte giocano Buà, gioca Chiricò, forse domani non Buà ma Rapisarda, comunque questa è la situazione, per cui volevo che la commentaste tutti e due. Allora, sì, la zona di Ortisi, ma diciamo più l'auto di sinistra del Messina è quella che in questo momento sta soffrendo di più, perché la percentuale di recuperi possesso palla è molto bassa, quindi se la andiamo a confrontare con l'auto di destra del Catania, quella insomma lavorata da Chirico, Buà, Rapisarda o chi per esso, diciamo che è il nostro lato forte, allora come sicuramente avranno preparato, poi preparare dei mismatch importanti, perché se hai di fronte un giocatore come Ortisi che in questo momento è in difficoltà per quanto riguarda la perdita del possesso palla, e tutto l'out di sinistra è in difficoltà per quanto riguarda il recupero del possesso palla, questo è un dato troppo importante da trascurare, quando di contro, ripeto, il Catania hai gente così tecnica, così veloce come che Chirico, agisce proprio da quella parte. Carlo, so che il Messina ha delle difficoltà a sinistra perché non ha un vero e proprio terzino sinistro, quindi adatta Ortisi, che è un centrocampista, ma io credo che se dovesse rientrare Elia potrebbe giocare Polito da quel lato, che è un po' più difensore rispetto ad Ortisi, ma è anche lui un anello debole della difesa, quindi ha un po' di gatte da pelare. Modica, se vuole arginare, sa che insomma il Catania da quel lato c'è Chiricò, c'è Rapisarda che va sempre in sovrapposizione, o Buà, e quindi dovrà studiare delle contromosse, ma le difficoltà del Messina sono legate al fatto che non ha un vero e proprio terzino sinistro di ruolo. E questa è la situazione legata ovviamente a questa parte del campo del Messina che abbiamo voluto evidenziare. Io vorrei tornare da Naomi per sentire se ci sono commenti dai nostri telespettatori. Ci sono, nel frattempo chiedo alla regia di preparare i social, perché vi voglio fare vedere anche qualche post ovviamente in preparazione della partita. Intanto scrivono: a Messina sarà una partita che sarà decisa dalle palle inattive, di cui Gianluca è specializzato, quindi poi ci spiegherà perché sarà decisa da queste palle inattive. Poi, perché Dubiscas non segna mai neanche con la porta vuota? Perché ogni volta che tira la palla fa shopping e va dritta al centro commerciale. Poi a Messina scrivono dovrà giocare Sarao al primo minuto. Sabato si va a pescare i buddaci. Buddaci in italiano sciarrano, giusto? Quindi dei pesci che si aggirano nelle acque dello stretto, dimensioni variabili da 20-25 cm. Ma noi dobbiamo essere non così di parte addirittura.
insomma un bene. appellativo Poi? attribuito Vabbè. al popolo messinese. E questo è il post che vi voglio fare vedere, visto che oggi vengono inaugurate le festività natalizie. Almeno a Natale ti puoi vestire un po' più elegante? Io il 25 mattina con un maglione natalizio col logo del Catania. Questo è probabilmente tutti noi il 25 mattina. Sì, perché hanno fatto lo sponsor, no? Esatto. Hanno fatto vedere questi nuovi maglioni, no? Quelli del Catania, i ragazzi del Catania. E poi l'ultimo post che vi voglio far vedere è proprio questo. Posto solo per ricordarvi chi ha deciso l'ultimo derby in terra buddace. Basta, vabbè, ok. Basta, va bene così. Ci Vabbè. fermiamo per il momento. Andiamo invece adesso a vedere alcune immagini, alcune clip tagliate per ciò che concerne fase di non possesso e fase di possesso del Catania, partendo dal gol subito nella partita con la Virtus Francavilla. Gol subito da Artistico, uno degli attaccanti più forti in questa categoria, però a mio avviso là siamo in 2 contro 1 contro Artistico, bisogna attaccarsi prima, fare fallo, è chiaro che su questa scivolata è troppo pericolosa, puoi non prendere palla come poi è successo, e nell'1 contro 1 Artistico è bravo a deludere comunque il movimento, la postura di Silvestri, sì, e fare gol. Ecco, ti dico, là un mio difensore avrebbe fatto fallo, cioè bisogna Subito, fare fallo, se curato. lo metti giù e riprendiamo da là, ci sistemiamo. Carlo, io e ti evitiamo. dico, anche Silvestri, magari essendo che quello è il piede forte, l'ha detto anche da noi nelle interviste, no? Essendo che quello è il piede... Io l'ho proprio chiesto io da difensore, essendo il piede forte, che l'avrei mandato dall'altra parte, no? sul sinistro, e poi si è girato male quando lo punta centralmente, lui c'è un attimo che non vede la palla, quindi Ed è proprio il difensore quell'attimo lì che gliela sposta fa fatica. Ha detto per bene poi Gianluca, il lato posturale si è girato male, però ci può stare. Artistico, condivido quello che ha detto Gianluca, è uno di valore. sicuramente uno degli attaccanti di prospettiva più forti che c'è nella categoria. 2002, insomma, giocatore veramente di grandissima prospettiva. Bel gol, fra parentesi, onestamente, anche se è stato segnato contro il Catania. Andiamo a vedere poi la prossima. Giallo, io ho scritto qui, quando si dice riempire l'area, ci fai vedere tu? Sì, l'azione, ho messo i correttori, ho messo i nomi dei giocatori, in questo momento il Catania ha dentro i 2 difensori, le 3 sottopunte e l'attaccante centrale, quindi è la massima espressione di gioco d'attacco del 4-2-3-1, quando un po' europeo, perché sono loro abituati a mandare dentro anche i terzini e quindi attaccare sull'esterno. In questo caso Castellini intelligentemente viene dentro il campo per prendere un'eventuale seconda palla, quella zona 14 non c'è presenza degli avversari, quindi un'eventuale seconda palla avrebbe fatto sicuramente male agli avversari, però mi è piaciuta troppo questa azione e l'ho voluta mettere dentro perché è sinonimo di coraggio, di idea e di sviluppo del 4-2-3-1 in fase di possesso. È una delle novità di questo momento. Sì, ma soprattutto l'intensità con la quale il Catania attacca e fa la partita con grandissima intensità. Questa è cambiata perché eravamo abituati a un palleggio più stucchevole e troppo orizzontale, invece adesso si punta a un'intensità diversa e a un maggiore attacco della profondità. Ultima clip che abbiamo, che Gianluca ha tirato fuori per quanto riguarda il Catania, riguarda invece il movimento, insomma, per ciò che concerne il gol di De Luca. Sì. Soprattutto voglio che ci fai vedere i movimenti di De Luca anche Scuola dentro. calcio per attaccanti. Allora, un gioco sull'esterno, 2 uomini vicino alla palla, guarda De Luca, ha guardato il portiere, ha guardato l'area di rigore, i pali, e fuori dallo specchio della porta. Inizia a fare una corsa all'indietro, quindi recupera lo spazio, liberando lo spazio e vuole attaccare dopo mettendosi davanti al difensore. C'è una preparazione, al di là poi del gesto tecnico del gol, bellissimo. Guarda che fa, guarda, si rende conto che è lontano, quindi dovesse ricevere palla, sono lontano dalla porta, fuori dallo specchio della porta. Con una corsa all'indietro vado a recuperare la posizione, liberando la zona che devo attaccare dopo, anticipando il difensore e facendo poi gol in diagonale. È un gran gol da far vedere veramente a tutti. Gol da attaccante puro, Sì, da poi uno il gesto informissima. tecnico, lo stop orientato, fantastico. Insomma, quello che insegnano gli allenatori, il primo stop è determinante per la seconda giocata, e qui è proprio un manuale di quella situazione. A sì. proposito di gente in forma, vi faccio vedere l'ultima scheda, poi ci fermiamo per questa seconda parte, andremo poi a controllare la situazione per quanto riguarda invece più il Messina nella seconda parte, nella terza parte anzi della nostra trasmissione. Vi faccio vedere questa scheda su Quaini. Perché? Voglio parlare subito con Carlo, perché
tu l'hai detto l'altro giorno, anche perché l'abbiamo avuto intervistato, giocatore che sta crescendo di rendimento. Guardate queste percentuali, vi dico che queste percentuali fanno riferimento, e questi dati fanno riferimento alle ultime 5 partite, dove Quaini è cresciuto, le ultime 4 le ha giocate con Lucarelli, anche perché, me l'ha detto lui anche dopo quelle interviste, giocando a 2 davanti alla difesa lui si sente anche meglio perché è più protetto dall'altro giocatore che sta ai fianchi. Guardate questi dati, con le percentuali sono quelle dei passaggi riusciti, per cui 249 di cui 83,5% riusciti, 66 passaggi verso la tre quarti di cui 72,7% riusciti. È un giocatore che sta migliorando, Carlo? È cresciuto tantissimo, dà tanta sostanza e legna in mezzo al campo, perché tra i due, tra lui e Zammarini, lui è quello che si occupa più della fase difensiva, dà proprio grande fisicità, e poi dal punto di vista qualitativo devo dire che ha un piede veramente educato, il destro, con giocate sul lungo, riesce a cambiare gioco 40-50 metri e anche a verticalizzare spesso sul corto, quindi giocatore che è cresciuto tantissimo con la cura Lucarelli. 4-2-3-1, cioè un centrocampista con questi numeri, un centrocampista centrale è fondamentale per permetterti poi lo sviluppo di quell'azione che abbiamo visto, perché quell'azione è bella perché hai tutti gli uomini avanti, hai i terzini che salgono, ma se non hai gente così che ti fa da perno, che ti fa un po' da metronomo a centrocampo, non riesci a svilupparla. Lui insieme al compagno di reparto lo fa nelle 2 fasi, perché la percentuale di duelli vinti è altissima, quindi recuperatore di palloni, e poi abbiamo i passaggi verso la tre quarti, 66 passaggi, 72% passaggi giusti, cioè l'83% di passaggi normali giusti. Non è un difensore, quindi non gioca in orizzontale, verticalizza, difficoltà estrema, esatto. Veramente tanta qualità. Quindi complimenti a chi è riuscito ad inserirlo in quel contesto tattico in questo momento, perché i numeri sono quelli. Ricordiamo che è stato voluto da Tabiani e sta rendendo meglio con Lucarelli, e l'ha detto anche lui che è così. Perché lì magari tante volte è stato schierato da difensore centrale e poi giocando davanti alla play, difesa da uno da play. non trovava la Esatto. giusta continuità nel giocare sempre nello stesso ruolo. Ci fermiamo, a proposito di verticalizzare, andiamo in pubblicità e torniamo fra pochissimo per parlare e andare verso le probabili formazioni anche del derby del Franco Scoglio. Fra poco. Riprendiamo andando a proiettarci verso le probabili formazioni anche della partita, ma prima concentriamoci sul Messina. Lo facciamo con il collega Francesco Triolo, che mi diceva nel fuori onda è insomma nel pieno centro storico di Messina. Mi dicevi pure che c'è freddo. C'è freddo, quindi anche per domani, mi raccomando, copriti bene, perché la temperatura si è abbassata anche qui. Anche perché lì c'è più vento, no? Che a Catania, insomma, va. Senti, siamo famosi per il vento. Che vento si deve aspettare invece Lucarelli da questo Messina? Perché lui ha detto che insomma lui lo sa, perché l'ha vissuto il derby proprio in sponda messinese, sa come viene preparato. Che cosa si deve aspettare? Ma sai, è una partita sentita, è inutile dirlo, negli ultimi anni, comunque negli ultimi 20 anni Messina Catania si è disputata in tutte le categorie, dalla Serie C, dalla Serie B, dalla Serie A, e quindi è parecchio sentita, anche perché è l'unico derby siciliano di questa stagione, quindi magari c'è quel pizzico di rivalità in più. C'è una squadra in Messina che attende il Catania, che ha vinto a Monterosi dopo 5 sconfitte consecutive. È una squadra che sta cercando di uscire fuori da un tunnel pericoloso in cui si era infilato, e che ha messo anche in dubbio la panchina di Modica. La vittoria di Monterosi è stata un fuoco di paglia, arrivata contro l'ultimo in classifica che ha sbagliato 2 calci di rigore, oppure è il segno che la squadra si è dato una scossa? Questa è la risposta che attendono i tifosi dalla partita di domani sera. Il Catania è una squadra più attrezzata tecnicamente del Messina, però dovrà fare i conti contro questa voglia dei giallorossi di essere nuovamente protagonisti. Senti, quale occasione migliore di un derby per farlo? Francesco, hanno parlato 2 giocatori del Messina, vero? Durante la settimana Modica non ha parlato ancora, uno è Frisenna. Modica, hanno parlato Scafetta, Frisenna,
ed Emmausso, Sì. in occasione di un incontro con uno sponsor. Modica non ha parlato, ci hanno detto che non stava benissimo a livello fisico, comunque non ha rilasciato dichiarazioni. Quindi se vuoi possiamo ascoltare quell'estratto di Emmausso e Scafetta che sono riuscito a inviarti, e soprattutto Emmausso è un ex del Catania. Sappiamo il valore del Catania, io ci ho giocato a Catania, quindi so come funziona anche lì, però so come funziona anche qui. Non sarà facile per loro, ma non sarà facile nemmeno per noi, quindi sarà una partita combattutissima e speriamo di portare gioia a tutti quanti noi. Io ci ho giocato già contro e ci ho fatto pure gol, quindi da ex speriamo di ripetersi. Sì, è stata una vittoria che ci ha dato morale e niente, ci serviva a noi anche per riprenderci e per ritrovarci tutti quanti insieme. Ciccio. Allora, abbiamo sentito sia a Scafetta sulla gara col Monterosi e sull'importanza della vittoria, che Emmausso, che è un po' è forse uno di quelli che ci tiene di più a questa partita, considerato anche i suoi trascorsi in rosso-azzurro, ed è stato uno dei giocatori più messi sulla graticola in questo periodo. Che ha segnato, fra parentesi, no? In casa del Monterosi ha pure segnato. Ha segnato Monterosi, e come se andiamo a rivedere le risultanze, è stata una risultanza particolare, abbracciando Modica, abbracciando un po' tutta la panchina e tutto il gruppo, segno che ci teneva parecchio. Lui sarà uno degli uomini diciamo più attenzionati in questa gara, perché se puoi andare a vedere la formazione, immagino che Modica lo confermerà nel 4-3-3 che sta immaginando. Il dubbio può essere di formazione del Messina legato soltanto a Fra poco la vediamo, Francesco, fra poco la vediamo la formazione. Intanto io vi faccio vedere la grafica con le ultime partite del Messina. Già ne parlava Ciccio poco fa, 0-1 con il Benevento, ne ha persi 5 di fila, poi la partita e la vittoria contro il Monterosi 2-0 con i gol appunto di Pacciardi ed Emmausso. Io chiedo alla regia di rivoluzionare un po' la scaletta e fare vedere appunto proprio la formazione, visto che Ciccio Triolo stava andando già con la formazione, quella del Messina. Vediamo un po' quelle che possono essere le scelte di Modica, le vediamo anche in grafica. Francesco, a te. Ma più che altro perché le scelte, al di là degli infortunati, e ti dico, a quest'ora non è arrivata nessuna lista dei convocati, quindi segno che il lavoro di pretattica del Messina continuerà fino alla giornata di domani. E soprattutto è difficile che recuperi Via, che dovrebbe essere, che è il terzino destro titolare. Abbiamo messo Tropea solo perché c'è un ballottaggio con Salvo nell'ultimo uscire. Salvo non ha convinto e quindi è possibile che venga data l'ultima chance a Tropea, ma dipenderà molto dal fatto se Modica farà o meno ricorso agli under. Il Messina è una squadra che gioca con gli under per fare minutaggio, però nell'ultima partita non lo ha fatto per motivi sia di classifica che di importanza della gara, anche perché non aveva il giocatore a disposizione. Quindi c'è questa ipotesi che possa andare con gli under oppure con tutti over. Ora, se rivediamo la grafica, ti dico un po' come immaginiamo. Tropeo, Salvo terzino destro, Manetta e Pacciardi al centro della difesa, Orfisi ormai è il terzino sinistro, in mezzo al campo Firenze, Franco e Scafetta. L'impiego dei due over, Franco e Firenze, dipende da questa scelta. Al limite, se dovesse essere scelto si dovesse scegliere di giocare con gli under, uno dei due poi perderebbe il posto a favore di Frisenna, anche perché davanti il tridente titolare, chiamiamolo così, pesante, è Emmausso, Plescia, Ragusa, ma anche in questo caso mettiamo Cavallo per il discorso degli over. Se non dovesse essere così, al posto di Cavallo giocherebbe Ragusa. Come detto, il lavoro di predattiva del Messina è estremamente lungo, continuerà secondo me anche per tutta la giornata di domani, anche Lucarelli. Quanta gente ci sarà, Francesco, al Franco Scoglio? Allora, considera che ci sono state anche diverse polemiche
è stata indetta la giornata giallorossa, quindi non sono validi gli abbonamenti, 1 migliaio i biglietti venduti finora. A questo ci devi aggiungere quelli legati ad alcune iniziative con degli sponsor. C'è chi parla di 3.000 biglietti in più, c'è chi parla di 500, secondo me si arriverà a circa 2.000 spettatori, immagino io, che non è una cornice non è una cornice da derby, però considera che pesa sia il momento del Messina, che al di là della vittoria di Monterosi non è positivo, sia il rapporto che comunque negli anni si è instaurato con questa proprietà che non riesce ad entrare nelle corde della città, nel cuore dei tifosi. Francesco, io ti ringrazio come sempre, ci vediamo domani a Messina. Grazie allora. a voi. Ciao, grazie. Ciao, a domani. Ciao. Allora, andiamo a vedere adesso con Gianluca invece la situazione per quanto riguarda il Messina, così la commentiamo insieme a Carlo. Per ciò che concerne prima la fase di non possesso, guardiamo un po' la linea della difesa del Messina. Sì, mi sono concentrato sulla linea perché a mio avviso, a parte l'out di sinistra, è il vero problema in fase di non possesso. Cioè vediamo una palla scoperta e la linea non scappa in ritardo, cioè non scappa, insegue in ritardo. A quel punto già dalle giovanili ti dicono che quando a palla scoperta il calciatore oscilla la gamba, abbassa la testa, ha già deciso di mettere palla lunga, bisogna scappare. Giusto. Forse anche un secondo prima. Anche perché lo vediamo pure nella prossima, no? Tanto perché per far vedere ulteriormente qual è il problema. E quello è il concetto, sì. Anche in questa situazione sono schierati, hanno a mio avviso tutte le posture sbagliate, perché anche qua si parla di palla scoperta, sono lenti, messi i giocatori posizionati fronte alla palla, quindi non hanno una postura per andare a prendere una verticalizzazione, una palla filtrante, c'è un po' di disorganizzazione difensiva in questo momento nel Messina. Sì, con Gianluca ci eravamo sentiti prima della partita, abbiamo visto le stesse cose, quindi avevo già visto gli highlights, questa è la partita con Latina. Sì. Ma le squadre di Zeman un tantino soffrono l'attacco alla profondità, quindi hanno una mentalità un attimino diversa e come diceva ben Gianluca la postura dei calciatori non è esatta, scappano in ritardo e fanno fatica sulla verticalizzazione, quindi se il Catania riuscirà ad attaccare bene la profondità e mettere palla oltre la linea dei difensori può mettere in grande difficoltà il Messina. Qual è l'altra nota che tu hai evidenziato o che hai visto insomma del Messina che può essere un vantaggio per il Catania oltre questa? Questa soprattutto. Poi io ritengo che possa giocare Frisenna, si parlava di Franco e dell'altro centrale di Firenze, che sono tutti e due giocatori molto simili, due play. Credo che Frisenna sia stato in questo periodo uno dei più positivi e credo che possa essere schierato sicuramente da titolare. Gianluca, torno da te per rivedere ancora invece situazioni di fase di non possesso del Messina con una situazione legata appunto alla partita con la Juve Stabia, mi pare, giusto? Sì, con la Juve Stabia. Anche questa situazione, un giocatore viene lanciato, la linea è spezzata, addirittura il giocatore che fa copertura, che va ad assorbire questo inserimento, quindi ti trovi in 1 contro 1, ma il concetto è sempre quello, c'è un po' di disorganizzazione in fase di non possesso, è chiaro che le sconfitte non aiutano questi ragazzi, questo è ovvio, non aiutano lo staff, però bisogna porre rimedio se vogliono fare, magari dalla prossima settimana ancora, però bisogna porre rimedio se vogliono fare veramente qualcosa di concreto in questo campionato. Altra cosa, gli uomini che vengono lasciati soli in area, altra situazione in cui il Catania magari può trovare delle soluzioni. In questa immagine vediamo un 2 contro 2 e un giocatore evidenziato col raggio di luce giallo solo in area di rigore. Là bisogna scivolare, prenderlo di reparto, però è chiaro che se sei in confusione non ci arrivi. Per te l'area di rigore è 7 km, quindi non riesci ad accorciare quelle distanze, ma diciamo che sono situazioni tatticamente, oserei dire, quasi imbarazzanti a questi livelli, cioè non si può verificare, non si deve verificare una situazione del genere. Questa cara è la partita vittoriosa. Anche perché perdonami, siamo qui al 10° minuto dall'inizio della partita, quindi comunque i giocatori sono ancora sereni, lucidi, hanno la partita ben chiara, i movimenti che devono fare, quindi è un giocatore solo, insomma, pericoloso.
No, proprio la partita che poi hanno vinto, che ha vinto il Messina, mi riallaccio a quello che diceva Gianluca, oggi diceva Lucarelli, i primi 20 minuti sono i primi 20 minuti sono sempre molto ben organizzati, in questo caso non è stato così, no? Dell'allenatore, ma sai, le fasi difensive degli allenatori zemaniani hanno sempre lasciato un po' a desiderare. Di contro c'è da dire che loro attaccano bene gli spazi, i tagli dei due attaccanti laterali sono sempre puntuali. Vi siete proprio messi d'accordo? Vabbè, Vi siete sentiti? Abbiamo visto il Messina tra l'altro insieme in Coppa Italia. C'è la mano dell'allenatore nel gioco offensivo che sicuramente vengono dal maestro del 4-3-3 che poi troveremo a Catania. Io volevo completare dicendo che è vero che chi fa un gioco zemaniano votato all'attacco, le verticalizzazioni, ci può stare che prendi qualche gol in più, ti assumi qualche rischio, però qua parliamo di postura e di concetti, quindi è impensabile che a quei livelli un giocatore possa aspettare una palla scoperta con quella postura, non può esistere. Poi posso rischiare e prendere gol, perché è il mio modo di giocare, però non in questa maniera. Perché vi siete messi d'accordo? Lo dicevo prima, perché anche la clip che abbiamo preso per quanto riguarda la fase di possesso invece del Messina evidenzia il gioco appunto in verticale, in questo caso della squadra giallorossa, che è in bianco in questo caso specifica. Marco, quando incontri una squadra che pratica un 4-3, un sistema di gioco, un modulo con questa pericolosità in avanti, cercano sempre la verticalizzazione, il rischio qual è? Quello che ti allunghi. Se ti allunghi, questa è l'immagine che ho scelto, loro sono forti nella verticalizzazione nel gioco a 3, come in questo caso, tocco la palla, libero il compagno perché si libera nello spazio per poi verticalizzare o puntare alla porta. Quindi il Catania, l'ho voluto prendere apposta questa immagine perché il Catania deve evitare questa fase di palleggio del Messina che possa poi andare a svilupparsi in un giocatore tra le linee, ecco. Ma tra l'altro poi lì c'è un taglio dell'attaccante esterno alla fine che finalizza, che è veramente fantastico, quindi gioca a 3 dei 3 attaccanti e da manuale del 4-3, come di solito fanno le squadre zemaniane. Però che bello pensare veramente che appunto avremo la possibilità di vedere Zeman, l'abbiamo visto anche come personaggio, Roma, come personaggio qui a Catania. Ho visto un'immagine, un video di qualche tempo fa di lui che suonava in un ristorante, una specie di fisarmonica, insomma è particolare perché Zeman è sempre stato così composto, per cui insomma, un video che è girato molto sui social. A proposito di social e di messaggi, Naomi. Allora, ripartirei con questo messaggio perché abbiamo tutti visto le interviste dei giocatori del Messina e qualcuno è stato particolarmente attento. Scrive: a Messina hanno una sala stampa abbastanza fornita di generi alimentari, i cosi giusti. Era lo sponsor, era in uno degli sponsor. Erano dentro il supermercato. Poi trovo molto discutibile proibire la trasferta ai tifosi. In ogni caso si doveva garantire una copertura televisiva almeno per la provincia di Catania. E noi ti aspettiamo domani alle 20:15 qui su Telecolor. Alberto Cicalini e tutto lo staff qui in studio, Carlo Breve, Angelo Patanè e la sottoscritta per fare un po' di casino, perché questo poi è il mio ruolo qui dentro. Ancora non il loro però, non il loro però. Buonasera, Chirico e Marsura a riposo col Messina, in campo Chiarella e Bocic, Gioventù e Corsa. Vediamo. Credo, o Boa, che voleva scrivere Boatic. No, Bocic, giusto. Questo messaggio Gianluca è per te. Scrivono: buonasera, sono la suocera di Gianluca, le scacciate sono pronte quando finisce. Va bene. Gianluca fra pochissimo, questione di qualche minuto. Naomi, grazie. Andiamo a vedere la probabile del Catania dicendovi che la situazione è questa per quanto riguarda Di Carmine. Si è allenato poco, diciamo fino alla giornata di ieri. La sensazione, oggi ha detto Lucarelli che dobbiamo decidere se mandarlo in campo dall'inizio o a partire in corsa. La situazione al momento sembra che si possa propendere verso schierarlo dopo. Andiamo a vedere la probabile formazione. Ovviamente poi Lucarelli ci smentirà magari. È chiaro che Dubickas e Sarao si contenderebbero in quel caso il posto. L'altra situazione che vi diciamo è che giocherà Rapisarda a destra, giocherà Castellini a sinistra, Bois e Mazzotta non sono al meglio, ci sarà Quaini come al solito lì, ma attenzione alla possibilità, magari a partita in corso, ma chissà mai, di De Luca che va a giocare sotto punta. A quel punto Rocca si potrebbe spostare
dietro insieme a Zammarini. Questa è la situazione. Carlo guarda con dice no, sì. No, guardavo qualche posizione. Ci sorprenderà poi Lucarelli con Di Carmine dal primo minuto magari, però. Sì, ci sono tante opzioni che può andare a scegliere. Mi aspetterei anche di vedere Bosic per Massura. Domani potrebbe starci questo cambio e vedremo cosa deciderà. Vedremo che cosa deciderà Lucarelli. Intanto vi facciamo vedere invece la nostra top 11. Andando saltiamo la grafica relativa agli arbitri, andiamo invece su quella sulla top 11 per vedere quella che è la formazione della top 11 che abbiamo schierato col 4-2-3-1 del Catania, anche se di giocatori del Catania ce n'è uno solo, cioè Chirico. Vi ricordiamo che, come sempre facciamo, non sono scelte dettate dal caso, ma derivano da dati e percentuali da cui escono fuori questi nomi, non li scegliamo noi, ecco, insomma, li prendiamo da percentuali. Com'è questa formazione, Carlo? No, non la vedi? Adesso la vediamo meglio, così la rendiamo. Tribuzio del Crotone e poi Gili del Picerno, che ha segnato la penultima partita visto che oggi hanno giocato, Volpe del Potenza, Leone e Palmiero, Leone di Juve e Palmiero dell'Avellino, Chirico, Starita e Curcio con Tumbinello lì davanti. Non è male. Tanta roba sicuramente. Sono tanti giocatori in Lega Pro che meriterebbero di stare nella top 11 sicuramente. L'allena Gianluca Russo questa top? Magari. Magari. Carlo e Gianluca, io vi ringrazio e vi saluto veramente, perché volevo solamente ricordare un derby, sì, vai. Catania-Messina a Catania, con 1-0 gol di Orazio Sorbello davanti a 25.000 persone. Quello è uno dei derby più belli che mi ricordo tra Catania e Messina. Che bel ricordo, Orazio, per Orazio Sorbello e per i 25.000 presenti al Massimino. Carlo, noi ci rivedremo domani. Io dallo stadio a prendere freddo, voi no, vabbè, assolutamente, voi invece qui saremo a dare le vostre indicazioni e a sostenere Marco, tutti. È stato un grande piacere, buonasera a tutti. Piacere nostro, quando vuoi, lo sai, qui è sempre casa tua, così come casa di Gianluca. Grazie, ci rivediamo la prossima settimana. Volentieri, ciao a tutti. Ciao buonasera. Gianluca, noi ci rivediamo invece fra pochissimo e parleremo di pallavolo della Saturnia, attesa da 2 partite interne consecutive. A fra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra preview dedicata alla pallavolo, alla Farbitalia Saturnia, che è pronta a 2 impegni interni consecutivi. Ne parliamo con il nuovo acquisto della squadra bianco-blu, vale a dire Jacopo Massari, schiacciatore. Ciao Jacopo. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Allora, appena arrivata a Catania, intanto ti chiedo come va, come stai, come ti trovi con la squadra in città? Molto bene, sto familiarizzando un po' con i compagni, con la città. Quindi... Hai già mangiato le cose buone di Catania? Sto facendo pian pianino. Tu sei di Parma, no? Sì, sono di Parma. Per cui meglio i ravioli, l'hai assaggiato qualcosa? Non so, mi veniva da chiedere, meglio i ravioli o gli arancini? Sono lì. Sono lì. Sì, no, mi sto trovando molto bene, non posso assolutamente lamentarmi, i compagni mi hanno accolto molto bene, quindi questo è importante e adesso sto un po' sistemando tutte le cose perché sono arrivato veramente da pochissimo, però la società mi ha dato a disposizione tutto per essere al meglio, per stare al meglio. Senti, possono partire anche le immagini, fra poco le vedremo, dell'ultima partita che tu hai giocato, anche se non tutta, perché insomma stai provando a recuperare da questo problema che hai avuto al polpaccio, stai lavorando. Innanzitutto ti chiedo come va. Molto meglio, stiamo lavorando con lo staff medico, stiamo facendo anche qualche lavoro tecnico, quindi mi sono già aggregato al gruppo, valutiamo di giorno in giorno per arrivare sempre affinché le condizioni siano migliori possibili per affrontare le prossime partite. Ecco. Già significa che hai la possibilità di esserci già per la prova? Un po' più stiamo valutando, quotidianamente c'è una valutazione. Tattica. No, scherzo, che nel calcio fanno tutti così, per cui volevo capire se nella pallavolo era lo stesso. No, c'è una valutazione quotidiana, il problema non era nulla di grave per fortuna, quindi quotidianamente riusciamo a valutare un po' tutto. Ecco. Senti, invece parliamo della partita, perché l'ultima partita, quella di Padova, poi andremo invece alle prossime che vi attendono, vedremo il vostro calendario anche da qui fino alla fine del girone di andata. È stata una partita in cui finché tu sei stato in campo la squadra ha retto molto bene, anche perché ci sono maggiori rotazioni, anche perché si alzano le percentuali, ovviamente chiaramente tu hai sostituito Manavi,
poi ci dirai anche quelle che sono le tue caratteristiche ovviamente, che possono essere diverse, però ovviamente è una squadra che girava al meglio. Col tuo infortunio un pochettino la situazione è diventata più difficile. Che situazione hai visto in campo, soprattutto quando c'eri? Perché questa è una squadra che, lo ricordiamo, sta lottando per salvarsi, per mantenere la Superlega. Penso che a prescindere dal mio apporto ho visto un gruppo di ottimo livello. Magari il mio ingresso ha dato la novità, ecco, quindi quella cosa lì può essere un aiuto nel breve termine, e non c'erano ancora, diciamo, tutta la parte di tecnica e tattica, diciamo, rodata, quindi c'è ancora un po' più di bisogno di tempo. Io ho cercato di dare il mio apporto per quel poco che sono stato in campo. È stato un peccato perché poi immagino anche che, diciamo, per la squadra, sai, stava prendendo ritmo, poi esci, deve ripartire, quindi a prescindere dalla mia uscita magari c'è anche un fattore un po', diciamo, non dico emotivo, ma anche un po' psicologico, sai, stanno prendendo ritmo, abbiamo vinto 1-1, esci e dici ok, dobbiamo ripartire ancora, sì. Ecco, quindi penso che sia stato più quello che più la mia uscita, diciamo, come giocatore. Tu vieni dalla Bulgaria, situazione completamente diversa, la squadra si chiama Lebar, che fra parentesi ha vinto anche Scudetto, Coppa e Supercoppa, come ci ha giustamente raccontato anche attraverso i suoi comunicati Mariangela Di Stefano, che ringrazio. Qual è la differenza, insomma, fra il campionato bulgaro e quello italiano? La differenza è tanta. Sicuramente nel campionato bulgaro ci sono solo 2 o 3 squadre che lottano per vincere lo scudetto e non sono paragonabili alla Superlega. Ecco, forse le ultime ce la si può giocare, però a un altro livello, un altro tattico, a livello fisico. Diciamo che avevamo la componente là in Bulgaria della parte delle coppe europee che ci aiutava a tenere alto il livello tecnico. Quindi catapultato nella Superlega, molto vincente, molto stimolato a fare bene, a dare il mio supporto anche alla perché squadra. tu di esperienze con squadre italiane importanti ne hai, vi faccio l'esempio della Lube, ovviamente, insomma, squadre importanti che la fortuna e la bravura, immagino, di giocare anche in nazionale, fra parentesi, per cui insomma un giocatore di valore per una squadra e una città che tu lo sai, perché se sei venuto a Catania vuol dire che lo sai, nella pallavolo crede tanto. Sì, ho sentito subito il calore della città, ho sentito un senso di appartenenza e vedo che la società vuole fare molto bene. Questo non è scontato, soprattutto nella Superlega, dove sia per rimanere in Superlega e sia per fare bene a questo livello non è scontato e ci vuole programmazione, quindi il fatto che la società abbia voluto fare questo salto bisogna considerarlo, e la città si vede che vuole supportare questa scelta. Ecco. Vediamo le prossime partite della Farm Italia Saturnia e poi andiamo a vedere la classifica della squadra in questo momento, per capire innanzitutto appunto la partita di domenica alle 16:30 in casa contro Monza, poi ne avete un'altra in casa sabato prossimo contro Modena. Chiuderete il girone d'andata il martedì 26 dicembre contro Taranto, che fra parentesi vi precede in classifica di 2 punti in questo momento. La possiamo anche vedere la classifica mentre ci commenti un po', Jacopo, quella che è la prossima partita e gli impegni prossimi della vostra squadra. Sì, adesso abbiamo 2 partite consecutive ostiche, quella di Monza viene da una sconfitta contro Milano nel derby, quindi sicuramente arriveranno, diciamo, con la voglia di fare bene. È una squadra molto buona che ha cambiato diversi giocatori, quindi per noi sarà importante, diciamo, impostare la partita come una squadra in casa che deve salvarsi, quindi partire aggressivi. Questo ci darà la possibilità poi di giocarci la partita fino alla fine. Sappiamo che un punto, la vittoria e tutto quanto alla fine della stagione farà sicuramente la differenza. E consapevoli del fatto che Taranto lo sta dimostrando, che qualche punticino l'ha preso proprio con i tie break, andando a concludere le partite al tie break. Infatti anche per questo c'è un po' di rammarico per Padova, perché poi un set poteva valere il tie break e poi il tie break alla fine uno si gioca tutto. E dopo Monza avremo Modena e poi ci giocheremo sicuramente una fetta importante, diciamo, di questo girone d'andata contro Taranto a Taranto, quindi anche questo ci deve far arrivare pronti. Ecco. E poi avrete Perugia in casa prima della fine dell'anno solare.
ricordo che già sono stati venduti oltre 500 biglietti per la prima partita del girone di ritorno della Superlega, ed è una nota importante. Ricordo anche che ci sono ancora i mini abbonamenti da poter acquistare per le prossime 2 partite interne con Monza e Modena, per cui insomma accorrete al Palacatania, perché c'è da tifare Farmitalia, ma c'è da vedere anche un bellissimo spettacolo che è la Superlega. È proprio quello che ti chiedo, Jacopo, lo spettacolo importante da offrire al pubblico con una Catania che comunque risponde. Tu però non hai fatto partite in casa, ma lo vedrai al Palacatania domenica. Sì, ho seguito diverse partite guardandole online, perché diciamo che nonostante fossi all'estero mi piaceva seguire la Superlega, e dalle partite che ho visto della Fama Italia si sentiva il calore del pubblico, proprio sentivo anche dalla televisione che c'era. Non era uno di quei pubblici tipo andare a teatro. Esatto, come ci sono quelli parti. che proprio non è che ci si gioca molto bene, esatto. Ma capisco che a Parma c'è un teatro come a Catania, esatto. molto bello, però insomma quello non è importante. Qui non è così, quindi assolutamente, Esatto. Anzi avremo bisogno, perché il fattore campo è importantissimo. Abbiamo visto anche a Padova, può essere l'uomo aggiunto, a volte sembra una banalità ma non è così, Esatto. Penso che in alcune situazioni trascina proprio il pubblico, e poi noi cercheremo di offrire il miglior spettacolo, consapevoli del fatto che alla fine conta il risultato finale, quindi quello sarà la cosa più importante. Quella è la cosa più importante, ovvio. Voglio andare da Naomi per sentire se ci sono dei messaggi legati appunto alla Saturnia, e poi ci avviamo verso la chiusura. Ci sono, proprio a proposito di pubblico, di gente che crede in questo sport. Intanto scrivono: grandi questi ragazzi che lottano per portare Catania in alto anche in altri sport. E poi c'è una domanda per il nostro ospite. Scrivono: hai avuto una carriera bellissima, a cosa hai dovuto rinunciare per arrivare a questi livelli? Ecco. Fin da quando eri più giovane? Sì, allora, ho cominciato nell'88? Sì, ho cominciato a 14 anni, poi diciamo che la prima parte da professionista è arrivata verso i 20. Allora, ritornando alla domanda, ho dovuto rinunciare soprattutto a un po' gli affetti, perché quindi quando fai scelte di stare un po' lontano, puoi vedere meno la famiglia, come potrebbe essere il 26 Santo Stefano, Esatto. saremo in viaggio, non è la prima volta che faccio Natale lontano. Dall'altro punto di vista sono stato fortunato perché faccio quello che mi piace da sempre e gioco a pallavolo come lavoro, quindi prima cosa uno deve dire grazie e essere contento di quello che fa. Cosa dici ai ragazzi che invece si avvicinano a questo sport, ai più giovani? Allora, io dico sempre che bisogna fare le cose con tantissima passione e crederci, perché quella è l'unica cosa che ti dà la possibilità, quando le cose non girano e quando le cose non arrivano come all'inizio, di poterle poi raggiungere pian pianino. Ecco. Quindi. Jacopo, io ti ringrazio Grazie, di averci tenuto compagnia in quest'ultima parte di preview. Diamo appuntamento di nuovo alla partita di domenica alle 16:30 della Farmitalia. Saremo tutti lì, anche noi, a tifare per voi. Grazie Jacopo. Grazie a voi, un piacere. Grazie Alla di cuore. prossima. E grazie a te Naomi ancora per il tuo sorriso, la tua presenza, la tua partecipazione. Naomi, ciao. Grazie a te Marco e grazie agli amici e le amiche che ci hanno seguito. Una buona serata anche a tutti voi. Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport a partire da domani, i collegamenti dallo stadio Franco Scoglio di Messina con diretta stadio a partire dalle 20:15, e poi lunedì l'appuntamento canonico con Corner. Noi torneremo come sempre venerdì prossimo. Buona serata.